Io sono, diciamo così, una sorta di campana stonata, se vogliamo, nella serata, perché siamo in Dipendenza Veneta e ho sentito parlare di competizione regionale. Già non ci piace questa cosa, non siamo in competizione per la regione, perché noi vogliamo dare al popolo veneto una propria identità e una propria sovranità. Siamo coloro che hanno scritto la legge 16, che come sapete è stata ben insabbiata dall'attuale giunta regionale, perché non si vuole dare ai veneti il diritto di votare, perché noi questo crediamo e questo vogliamo. Abbiamo un solo punto di programma, è quello di dare la possibilità al popolo veneto di potersi esprimere, così come è stato aggregato all'Italia nel 1866, ben 5 anni dopo che già si chiamava Regno d'Italia, con un plebiscito che gli storici hanno dimostrato essere un plebiscito truffa. Noi vogliamo ridare al popolo veneto questa possibilità, e cioè un diritto di voto, che è la forma più ampia di democrazia, che questo governo purtroppo l'8 agosto dello scorso anno ha impugnato, dicendo di fatto che i veneti non sono titolari di questo diritto. Allora stiamo parlando di un governo che è il più accentratore di tutti, che tra le altre cose ha tolto 20 materie di competenza regionale, inserendo anche il vincolo di supremazia, che sta calpestando di fatto anche il diritto del Parlamento. Non so se esiste ancora un Parlamento, che sono tutti sull'Aventino, perché il Veneto che abbiamo in mente noi è il Veneto del territorio, delle persone che in grado di colloquiare con il politico di turno, ma soprattutto della democrazia diretta, di quella democrazia che ha bisogno uno Stato evidentemente completamente diverso da quello che è lo Stato italiano, che sta portando addirittura le leggi, certe leggi o certi referendum con delle firme, il numero di firme da 500.000 a 1 milione, cioè di allontanare ancora più, nel modo quasi diametralmente opposto a quello che dice lo stesso primo articolo della Costituzione italiana, che dice l'Italia è una repubblica sovrana e indipendente, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei forme e nei limiti della Costituzione. E in che modo? In questo modo, addirittura andando avanti a passi di fiducia. Credo che sia esattamente l'opposto di quello che vuole Indipendenza Veneta. Allora, partiamo col dire che abbiamo un solo punto di programma, perché è impossibile, sarebbe impossibile per noi pretendere di governare una regione che di fatto è già commissariata, è commissariata dalla Corte dei Conti, che governa prima del Presidente della Regione, è commissariata da Raffaele Cantoni, il magistrato che deve sovrintendere tutti gli appalti, dai vari magistrati, dai prefetti, che lo stesso Einaudi, fondatore, uno dei presidenti, dei padri della Repubblica Italiana, definiva come la peste della democrazia. Dare il voto a Indipendenza Veneta significa dare il voto ai veneti, fare in modo che il popolo veneto si riappropri della propria dignità, di non avere ancora 23.400 aziende che chiudono. Non c'è più né destra né sinistra, ci sono dei burocrati italiani che hanno distrutto la nostra terra. Grazie. Fra i temi che maggiormente coinvolgono i cittadini in forma diretta, quello sulla sanità è il più sentito, ovviamente. Tutti noi è un tema che ci tocca nel corpo e nello spirito a volte. Quale modello di sanità per il Veneto viene proposto dalla vostra lista, dal vostro programma? Facciamo un passo indietro, come ho anticipato prima. Il Veneto ha un residuo fiscale, per chi non ne fosse a conoscenza, di ben 20 miliardi di euro. Allora, questi soldi, come noi andiamo dicendo ormai da 3 anni, se fossero messi in Veneto, avrebbero anche immediatamente collocazione nella sanità. E allora il concetto di sanità, anche questo concetto di sanità, come molte altre cose, si può fare evidentemente solamente se abbiamo la possibilità di trattenere qui le nostre risorse. La sanità di Padova, nel modo specifico, tra l'altro, visto che siamo a Padova, è un'eccellenza nel mondo, grazie all'Università di Padova, grazie ai medici di Padova, agli infermieri di Padova, agli inservienti, alla comunità veneta nel suo insieme. Non certo perché ci è stato calato dall'alto un governatore che sarà anche bravo a fare amministrazione, ma di fatto l'80% del bilancio regionale è nella sanità. Io sono convinto che se ci fossero stati 2 assessorati della sanità, la Lega oggi sarebbe ancora tutta assieme. Stiamo qui a fare la guerra dei poveri e poi partiamo con il cappello in mano per fare l'elemosina, per chiedere allo Stato italiano qualche milione di euro in più,
per fare, che ne so, un reparto nuovo, quando con i nostri soldi potremmo avere l'eccellenza e essere anche attrattivi verso l'estero, anche per i medici più bravi che ci sono in tutto il mondo, perché oggi il Veneto e Padova in modo particolare non ha nulla da invidiare agli altri, ma va comunque a discapito dei cittadini. Trattenendo qui le nostre risorse potremmo dare uno stipendio molto più generoso agli infermieri. Nei vostri programmi, quali politiche prevedete di poter attuare per mettere in sicurezza l'assetto idrogeologico dei nostri territori? Quello che lei dice ovviamente si fa solamente con le risorse. Per sistemare il bacino idrogeologico del Veneto sarebbero necessari, almeno così dicono i nostri esperti, circa 3 miliardi di euro. Se penso all'ultima alluvione e basta che piova un pochettino più del solito perché il bacchiglione straripi, e vedo sempre il presidente Zaia correre con il cappello in mano a chiedere a Roma se ci sono soldi, e la risposta mi sembra sia sempre la medesima, cioè mi dispiace, una pacca sulla spalla ma dovete arrangiarvi. E grazie alla comunità veneta probabilmente anche i vicentini si sono arrangiati e hanno fatto qualche lavoretto, diciamo, personale. So che sono in atto i bacini di laminazione nella zona di Trissino, ma abbisognano sempre di soldi e le risorse tardano ad arrivare. Ritorniamo sempre indietro con i nostri 21 miliardi di residuo fiscale, ma è possibile che non vi siano 3 miliardi per sistemare definitivamente il bacino idrogeologico di questa regione, anzi di questo territorio, perché mi infastidisce chiamarla regione? Allora, se prima abbiamo fatto un sacco di capannoni, adesso cerchiamo di fare un capannone unico, tra virgolette, mettendo dentro il nostro territorio, rivalutando l'ambiente, perché è una ricchezza straordinaria che ha il Veneto. Abbiamo un territorio straordinario che basta solamente salvaguardare e in questo modo darebbe anche la possibilità di dare lavoro a tantissima altra gente. Ecco, quali potrebbero essere, secondo voi, nei vostri progetti politici le formule per migliorare, ecco, e fluidificare, rendere sicure le nostre strade statali, regionali, provinciali, a cascata, insomma, e comunali? Cominciamo un po' dalla nostra unione, purtroppo assai sfortunata, con l'Italia. La prima cosa che fecero gli italiani fu quella proprio di distruggere le nostre idrovie, visto che prima si parlava di idrovie, costruendo dei ponti rasenti e facendo in modo proprio che non ci fosse più la possibilità di sfruttare i fiumi. Perché prima di pensare a come migliorare le strade, bisognerebbe evitare magari e cercare di diminuire il traffico. Ad esempio, quello che fu per tanti anni il nostro re d'Italia, cioè Giovanni Agnelli, dato che costruiva camion e macchine, ha pensato bene di incentivare il trasporto su gomma e di distruggere quasi il trasporto su rotaia, grazie anche a un sistema colluso con la politica che ha visto le ferrovie italiane essere sempre e solamente un serbatoio politico, poco apprezzate sia per i cittadini, lo vediamo anche oggi i casini con i pendolari, sia per il trasporto merci. Allora è stato fatto poco anche in questo senso, mancanza assoluta di visione politica, e quello che era invece un patrimonio della Serenissima è stato dissipato come hanno fatto in 150 anni di grigiore italiano. Io sono andato anche quest'estate in ferie in Trentino e lì ci sono le piste ciclabili quasi ovunque, ma i trentini, i loro soldini si ritengono lì. Noi invece abbiamo delle mulattiere dove corrono camion, dove corrono macchine, e purtroppo, o per fortuna, ancora l'economia veneta tira e abbiamo sempre dei problemi con il traffico. Diventiamo e diventeremo, risolveremo qualsiasi problema solamente con l'indipendenza. La soluzione è indipendenza veneta. Questo è un paese che sta esportando, e lo dico proprio da Veneto, 7.000 laureati ogni anno all'estero e sta importando profughi. Questa è l'Italia, ahimè, che non riesce a gestire nemmeno la più facile delle soluzioni. Addirittura il campo profughi che c'è in Sicilia, come abbiamo visto anche da documenti che sono stati mostrati dalle telecamere, è gestito dagli stessi scafisti, una cosa indegna, non c'è lo Stato. Allora io come soluzione dico anche ai signori prefetti che vengono qui a comandare in Veneto: perché non andate a sistemare le cose prima in quei posti? Perché anziché sfruttare quella gente con le multinazionali non cerchiamo di farli vivere in quei posti?